Buongiorno a tutti, sono qui con il mio aggiornamento bisettimanale per aggiornarvi della situazione delle ultime visite nelle ultime caserme. Allora, le ultime 2 settimane sono state un po' fiacche perché purtroppo il brutto tempo, i diluvi che ci sono stati mi hanno impedito di tenere la solita media che tengo. Anche perché poi tra l'altro, come vi dicevo, ho finito le ferie, quindi ho il giorno di riposo, quello è, e se quel giorno piove non posso fare nulla. Comunque, come avete visto, 2 domeniche fa sono andato a visitare alcuni musei, tra i quali quello della Sante Patussi, dove c'è una collezione di mezzi militari, quello di De Enriquez, Museo della guerra per la pace a Trieste, e ho anche visitato il Museo del Terremoto, per il quale non ho fatto un filmato, però consiglio a tutti di andarlo a vedere. Il Museo del Terremoto di Venzone è commovente e bellissimo. Detto questo, ho visitato la caserma Marussig, che ha avuto un ottimo successo come video. Sono riuscito finalmente ad entrare con mio figlio piccolo e abbiamo fatto un bel filmato di una ventina di minuti. E poi ieri sono riuscito ad andare, l'altro ieri, scusate, sono riuscito ad andare a vedere delle postazioni della fanteria d'arresto che erano tra Codroipo e Ponte della Delizia, Casalsa della Delizia, sul tagliamento. Ho trovato un bunker aperto, però non mi sono fidato a entrare. Primo perché ero da solo, secondo perché c'era molta acqua dentro, viste le piogge. Mi prefiggo l'obiettivo di tornare a vedere questo bunker, entrarci con una persona che resti sopra in caso di emergenza e filmare all'interno di questo bunker. Detto questo, per le prossime settimane, allora mi sono preso un po' di pausa, anche per il fatto che, non so se avete notato, ma il mio Venezia o Venezia Mestre è in lotta per i playoff per la Serie A. Quindi io sono andato allo stadio ultimamente e domani, anzi dopodomani, venerdì, sarò a Parma a vedere l'ultima partita di campionato, dove ci giochiamo tutte le possibilità di andare avanti e di poter tornare in Serie A. Ma lasciando perdere questo discorso, che è un discorso mio, comunque prossima settimana, se tutto andrà bene col clima, le previsioni non sono ottimistiche, però si spera, vorrei andare in zona Brescia a vedere 3 caserme in centro a Brescia, molto grandi, non so se sarà possibile entrarvi, e 2 polveriere in montagna, sempre zona Brescia. Avrei questo obiettivo prossima settimana. Se non riesco, ho degli obiettivi più vicini, perché magari il brutto tempo non mi consente di andare fino a Brescia, perché fare 200 chilometri per poi trovarmi la pioggia e tornare indietro è assurdo. Quindi ho degli obiettivi anche più vicini, però sono obiettivi civili. C'è un gigantesco manicomio, un ex ospedale dove torturavano le persone, perché all'epoca erano cure, la lobotomizzazione, l'elettroshock, però ho anche questo obiettivo da fare, questo enorme ospedale psichiatrico, vediamo. Ma comunque per quanto riguarda le zone militari mi prefiggo zona Brescia e zona Mantova. Poi in futuro con un amico che mi farà da guida andrò in zona Montichiari a vedere molte postazioni NATO, bunker anche sotterranei e anche depositi di munizioni. Cosa devo dirvi? Io credo di aver finito con il mio aggiornamento. Ci sentiamo fra 2 settimane con il nuovo aggiornamento. Ultima cosa, oggi ho iniziato a pubblicare gli shorts. Cosa sono gli shorts? Sono dei piccoli video brevi, sotto il minuto, molti li ho fatti da 15 secondi e riassumono alcune cose che ho fatto nei miei video. Per esempio ho fatto uno short con quell'incidente dove rischiavo veramente di farmi molto male, forse perdere la vita, ma farmi molto male a Fagagna. Ho fatto uno short, poi ho fatto qualche short dei video del calcio, ho fatto uno short di una caserma abbandonata per mostrare come sono le caserme, per uno che non vuol vedere un video da 20 minuti, 30 minuti, come voi che siete appassionati, vede uno short e in 15 secondi vede il degrado e l'abbandono. Poi ho fatto anche un video sulla crisi della siccità che c'è. Il tagliamento è asciutto, è largo tra i 5 e i 30 metri, mentre il letto del fiume è largo 1 chilometro, quindi pensate voi. Ho fatto uno short anche su questo. Gli short sono altro che dei brevi video che sono molto amati dai ragazzini adesso, che li mettono su TikTok. Anche YouTube dà la possibilità di farli. Sono in posizione orizzontale e, scusatemi, verticale, quindi come il telefono, dritti così. Se volete guardarli e apprezzarli, non lo so, sono più indicati per i giovani che gli piacciono questi video brevi, però ho pensato di farli
che fanno da riassunto ai miei video più lunghi, ecco, per chi non ha voglia di vederli o per chi vuole capire un attimo cosa produce il mio canale senza guardarsi un video di mezz'ora. Io vi saluto, vi ringrazio tutti perché siete veramente tanti, siete sempre di più. Mettete mi piace ai miei video, iscrivetevi al mio canale. Vi auguro un buon fine settimana e ci sentiamo la prossima settimana con le novità. Ciao a tutti e grazie.